Amici di Salus Bellatrix, buonasera e benvenuti alle conferenze del 13. Questa sera abbiamo il piacere di avere qui con noi giornalista, scrittore Gabriele Sannino. Gabriele l'ho conosciuto... Gabriele l'ho conosciuto nel lontano 2013, mi ricordo che una sera noi ci occupavamo già di sovranità monetaria, l'associazione aveva già fatto 3-4 anni di conferenze e una sera mi recai con degli amici a una serata a ascoltare, mi hanno detto, un giovane che parla di sovranità monetaria e così conobbi Gabriele e mi fece un'ottima impressione, quindi pensai questo qui crescerà veramente molto molto bene e ha fatto un percorso molto valido, ha lavorato anche in Radio Gamma, adesso sta collaborando con Nexus, con BioBlue e con tanti altri. Io non vi rubo altro tempo, vi chiedo gentilmente, ascoltiamo quello che Gabriele ha da condividere con noi questa sera e poi per le domande le riserviamo tutte alla fine. Grazie. Grazie Francesca. Quanto tempo ho? Quello che vuoi. Ok, bene, perfetto. Io ho degli appunti, quindi mi siedo, perché altrimenti talmente tante cose che voi sapete che insomma io me le dimentico. Ecco qua. Bene, allora, buonasera, grazie di essere venuti qua. Io inizio questa conferenza con la solita domanda, scusate se è la solita domanda, però devo capire chi ho di fronte, insomma, no? Quindi vi faccio la domanda e voi alzate la mano se conoscete la risposta. Quanti di voi sanno cos'è l'elite e cos'è il deep state? Alzate la mano. Tutti. Oh cazzo, scusate. No, vabbè, mi fa molto piacere, sono praticamente tutti. Bene, allora, ripetiamo giusto proprio due concetti base che insomma sono fondamentali per capire con cosa abbiamo a che fare, no? Allora, il discorso è questo, il discorso è che noi sappiamo benissimo che, insomma, visto che avete alzato la mano, sappiamo benissimo che nel mondo non comandano i politici che fanno le leggi, ma comanda chi presta il denaro alle nazioni. È un concetto, questo, talmente semplice che un bambino ci può arrivare, ma un adulto telecomandato no. Quindi a un bambino puoi spiegare questa cosa e il bambino ti dice sì, effettivamente è vero, insomma, comanda il papà perché papà porta i soldi a casa. Però per quanto riguarda gli adulti, molti non lo accettano, semplicemente perché cadrebbe un po' tutto il loro mondo, tutte le loro credenze, le loro ideologie politiche, loro sono fissati magari con un partito, con quel politico, cioè veramente non ce la fanno, non ce la fanno. Ad ogni modo questa elite è in pratica formata dai banchieri che possiedono le banche centrali, perché insomma sono gli azionisti di quelle banche centrali che prestano alle nazioni e questi azionisti sono sempre gli stessi. Quindi abbiamo Rothschild, Rockefeller, Warburg, DuPont, sono sempre la solita minestra. Al mondo ci sono 17-18 banche centrali, quindi fate voi. E questi praticamente hanno in pratica creato, come dico sempre, proprio un sistema di governo occulto, perché insomma quello che hanno fatto è creare un deep state, come dico io, uno stato profondo che è un insieme dei loro lacchè che prendono magari prebende, mazzette da loro che creano il denaro dal nulla e quindi gestiscono così l'intero mondo. Quando al babbano, io utilizzo questo termine babbano, cioè perché Harry Potter lo conoscete tutti, insomma, quando al babbano gli dici che non soltanto non comanda il politico, ma gli dici anche che il denaro nasce dal nulla, il babbano ti va in tilt. Perché? Perché insomma a quel punto dice mio Dio, ma allora io che sto facendo? Sto lavorando 8-10 ore come un dannato per del denaro creato dal nulla e aspetto delle leggi che non comandano neanche i politici, non li fanno neanche i politici, cioè il loro mondo crolla miseramente. Però a mio avviso bisogna crescere, quindi bisogna capire certe cose, prima le capiamo, prima forse ci svegliamo tutti in massa e magari diciamo semplicemente no.
Non so se avete visto l'ultima tornata elettorale in Italia, è andata male, il referendum non si è raggiunto il quorum, molti non sono andati a votare. Io personalmente non ho votato e vi dico la verità, io non avallo più un sistema del genere dove il partito di turno è schiavo del sistema monetario barra finanziario. Quindi proprio non ci voglio più andare a votare perché per me è inutile. Ci sono partiti antisistema, qualcuno può dire, partiti che stanno nascendo, sì, ok, però comunque il partito nuovo deve mettere nel suo programma che vuole uscire dalla moneta unica, che vuole creare la moneta non dal nulla e forse mi fido, scusate, forse mi fido, ma neanche perché i 5 Stelle l'avevano detto e poi hanno cambiato idea appena sono stati eletti. Quindi è proprio, io credo che votare in un sistema del genere dove alla fine non comanda, ripeto, chi va in Parlamento, ma comanda chi ti presta il denaro, sia relativamente inutile, anzi togliamoci anche relativamente. Quindi ecco perché per fortuna sta per crollare tutto. Ecco perché insomma la situazione a mio avviso è veramente quella che è. Però, allora, l'elite arriva in casa di tutti, vi dico la verità, col suo deep state, arriva in casa di tutti perché? Perché c'è la televisione, quindi la televisione ti racconta il mondo che vuole l'elite e quindi ecco che la TV in pratica arriva ovunque, TV, radio, giornali, perché alla fine insomma è questo poi il discorso, perché poi sono tutti organi di propaganda. Da cosa è formato il deep state? Il deep state, secondo insomma molti analisti di intelligence, è formato da esecutori di basso livello che nel gergo si chiamano clown. I clown sono il cantante di turno, il tridosato che magari non si fa domande, magari fa un concerto dove poi 300 persone si sentono male, è appena accaduto, però sono tutti malori così, insomma, tanto per, quindi insomma non c'è mai correlazione. E poi tra questi clown, tra l'altro, esecutori, ripeto, di basso livello, ci sono anche agenti CIA della NSA, scrittori e giornalisti che non vi raccontano mai dietro le quinte del sistema, quindi per esempio come nasce il denaro, per esempio chi comanda veramente. Quindi quante volte avete sentito queste cose in televisione? Mai, perché purtroppo non si può dire, come si suol dire, non si può dire. E poi ci sono i cosiddetti cappelli neri, che sono funzionari di alto rango, e sono figure più o meno apicali nei mass media, ma anche nel TV e nei giornali, e anche politici. Il nostro attuale Presidente del Consiglio, che io non nomino perché altrimenti la serata va male, il nostro attuale Presidente del Consiglio è insomma bloccando il grano ucraino perché vogliono affamare l'Africa, il mondo intero, perché sono cattivi, cattivissimi, capite? E naturalmente siamo alla solita propaganda emotiva. Allora, qual è la verità al netto della propaganda? Perché bisogna un attimino fare uno più uno, mettere insieme i puntini come al solito, no? Allora, è vero che i due paesi, Russia e Ucraina, producono il 30% del grano mondiale. È vero che la via marittima del Mar Nero è molto importante per i commerci del grano, però la Russia non sta boicottando se stessa, le sue esportazioni di grano vanno alla grande, quindi tra cui il codice fiscale e quant'altro. Ad ogni modo questo QFS avrà delle conseguenze sociali ed economiche, anche umane, incredibili. Ripeto, per me è la base insomma di tutto quello che sarà la nuova umanità, perché non si può cioè, il cambiamento parte dal sistema economico, poi c'è quello politico, poi c'è quello sociale, magari quello scolastico, quello collettivo, eccetera, eccetera, però devi cambiare quelle regole là del denaro, a me sembra evidente. E vi do anche altre informazioni, non soltanto la de-dollarizzazione in corso, ma anche l'euro non durerà a lungo. Quindi questa energia che sta arrivando in tutte le stagioni, tra l'altro arriva, sta provocando questo risveglio. Quindi il futuro, a mio avviso, ripeto, è un futuro molto bello, però anche un futuro che per arrivarci c'è un sentiero stretto, una porta stretta, come insomma dicevano un po' tanti maestri, in qualche modo il sentiero è stretto e se tu segui la maggioranza ecco che ti ritrovi a mio avviso
veramente a gambe all'aria. Quindi quello che bisogna fare è, ecco perché, mantenersi saldi, mantenersi lucidi, consapevoli e fare un percorso che per la serie io faccio questo percorso al di là di quello che mi dicono di fare. Detto questo, io insomma ho superato anche abbondantemente l'ora, quindi mi taccio. Se volete farmi delle domande, fatemele pure. Grazie. Non ho capito chi ha strutturato questo QFS nuovo. Ok. Questa è la domanda grande, perché mentre ci ha parlato abbondantemente delle elite che hanno organizzato il male, e invece il bene da dove viene, perché visto che ci sono già, almeno così ha detto, che c'è già tutta questa rete, chi l'ha costruita e come... Ecco. E Certo. Io sapevo poi che c'erano invece 3 giorni di buio. Questa era la grande profezia, ecco, e che quindi dovevamo prepararci al fatto della mancanza di cibo, acqua, eccetera, ed era down, quindi al buio, per risorgere nuovamente, insomma. Poi, non so, sono contenta che invece ci sia la luce, adesso è da capire l'informazione, insomma. Bene, Sì, allora, grazie. prego. Allora, l'alleanza è Si chiama formata... avvertimento. Però, secondo me, per quanto so io, è la Madonna che ci preparerà con i 10 segreti di Meggiugorie ad arrivare lì. Può essere? Non lo so, io non seguo le religioni, non lo so. Allora, per quanto riguarda il discorso di alzare le frequenze, io prima ho detto essere maestri di se stessi, cioè insomma il discorso da fare è questo: come alzi le vibrazioni allontanandoti da tante fonti di negatività, per esempio la televisione. Il male lo devi conoscere, è giusto mettere insieme i puntini, lo devi conoscere, quindi devi avere consapevolezza, però poi una volta che hai capito devi guardare in un'altra direzione e devi fare il percorso opposto. Purtroppo là fuori non soltanto non si conosce il male, ma non si fa neanche quel tipo di percorso, quindi ecco perché io, come hai detto tu, io ti ho parlato anche di cose negative perché è giusto conoscere il male, però poi ho insistito anche sulla spiritualità perché bisogna fare un altro tipo di percorso. Quindi come bisogna fare? Ripeto, abbandonare certe fonti di paura, la propaganda televisiva, i telegiornali, gli inutili talk show dove c'è soltanto conflittualità e basta, e propaganda. Ancora anche allontanarsi da persone estremamente negative, persone che insomma sono troppo dentro il sistema. Non dico di abbandonarle perché magari sono i nostri familiari, sono i nostri amici eccetera, però comunque circondarsi di persone anche che insomma la pensano come noi, che, hanno che vogliono fare un percorso di vibrazione più alta, più elevata. Poi come si può fare? Oggi ci sono tanti strumenti, perché oggi io penso anche che l'ignoranza sia una scelta, quindi ci sono video su YouTube per esempio che ti possono aiutare in questo percorso, ci sono libri di spiritualità, io ho pubblicato diversi libri, ma io come tanti... L'unica cosa che mi perplime è il fatto che con questa potenza che hanno, computer, le intelligenze artificiali, eccetera, eccetera, tutto questo venga messo in atto con una moneta che si basa ancora sulla moneta merce, cioè sull'oro. Perché l'oro ce n'è tanto, ma dopo un po' l'oro finisce e magari i bisogni delle persone, oppure tutto quello che vogliamo fare per evolvere e per passare a un altro livello potrebbe volere di più di quello che abbiamo con l'oro. E poi un'altra cosa, ogni nazione sicuramente ha dell'oro, però ci sono delle nazioni che ne hanno di più pro capite e delle nazioni che hanno meno. Quindi quantificare il livello di felicità e di prosperità che può raggiungere una nazione basandosi su una cosa obsoleta come l'oro, cioè non riesco a capire il senso. Allora, una cosa che non ho detto infatti prima, Francesca, infatti ti ringrazio di questa osservazione, è che i parametri saranno sì l'oro principalmente, ma saranno anche parametri etici e anche demografici addirittura. Quindi non so... E se sì, ci sarà questo contatto di cui l'uomo comunque aspira
da molto tempo? Io non ne ho certezza, non ne ho contezza, non lo so se ci sono altre presenze non umane. Una cosa è certa, è che dietro le quinte si lavora con altri mondi da molto tempo, perché in realtà, insomma, lo so. Ma torniamo a quello che ci siamo detti, che la maggioranza... O l'obbligatorietà alle mie nipoti di andare incontro a un vaccino nel caso in cui si decidesse che questo è necessario e obbligatorio. Cioè non stiamo parlando di un qualcosa che è concesso loro perché sono liberi di fare la loro scelta e che altresì posso fare io in una direzione diversa. No, stiamo parlando del fatto che le loro scelte poi impongono a me una serie di conseguenze e dirette. Io quando mi sento dire ognuno deve fare il suo percorso, se questo non invadesse la mia vita e le mie possibilità, perché io ho il mio percorso garantito, è un conto, ma nel momento in cui quel percorso condiziona la mia esistenza, quella dei miei figli, di chi mi sta intorno e di tutti quelli che vedo. Guarda, nessuno ha detto pericolo, che è facile, lo so. Io conosco persone monoreddito che si sono sospese dal lavoro e persone ricche che alla fine l'hanno fatto con il pretesto più banale, cioè se uno vuole, se uno è saldo lo fa. Lo so che magari ti può condizionare la maggioranza, però se tu decidi no, no, io ho deciso no e no, per me no e no, non è stato che quello mi ha condizionato, io avrei fatto la fame, io avrei fatto il senza tetto, ti dico la verità, ma non mi sarei fatto iniettare quella cosa di cui non mi fidavo. Poi naturalmente se uno l'ha fatto ci sono dei rimedi ancora, perché io dico ci sono anche dei rimedi, il diossido di cloro, cioè ci sono delle cose di cui si sta parlando quindi, però comunque nessuno ha detto che è facile, questa via non è facile. Poi c'è un'altra cosa, cioè nessuno di noi sa quando e come e se succederà, anche se giustamente Gabriele è sicurissimo che succederà e io me lo auguro che abbia ragione, però nel frattempo noi non è che stiamo qua a guardare, cioè noi siamo 2 anni che ci siamo organizzati, che stiamo facendo i gruppi, siamo andati in clandestinità, stiamo creando i posti di lavoro, stiamo creando gli orti, le scuole ci sono, cioè stiamo mettendo... Io dopo 20 o 30 anni mi sono anche stufata di lottare perché ho cominciato nei primi anni 80 con questo sistema, vabbè allora a questo punto ho detto qualche anno fa è meglio girarsi dall'altra parte e invece di stare lì a lottare che tanto non arrivi da nessuna parte, costruisci qualcosa di nuovo, cioè gli togli una pila alla volta. Io sono non solo in tutta Italia, in tutto il mondo, solo per farti un esempio delle scuole che cacciano i nostri figli da scuola. Parlavo con Riccardo Leppe, un fantastico insegnante austriaco di 31 anni, lui è un mentalista che ha messo a punto questo sistema scolastico per i bambini e lui diceva che l'anno scorso sono usciti 44.000 ragazzi dalle scuole in Austria per fare le scuole parentali, familiari, eccetera. Ma non è che sono usciti e poi a fine anno vanno a fare l'esame. No, sono usciti e stop, si stanno creando le loro scuole, non gliene frega niente di andare a fare esami, di avere diplomi, eccetera. E tra l'altro lui insegna una tecnica per cui in 3 mesi, 4 ore alla settimana, fai fare ai ragazzi tutto il programma scolastico di un anno, le tabelline le insegna tutte in una settimana e tutto il resto i ragazzi vivono, giocano, fanno sport, suonano, eccetera, eccetera. Cioè, se noi dobbiamo uscire dalla scuola pubblica perché non ci prendono più i ragazzi, poi ti crei una scuola in cui metti dentro il solito sistema, le cose non funzionano. Se noi usciamo da quello che è il regime che ci vogliono affamare, perché come dico sempre io, ci vogliono togliere tutto, il lavoro, cercheranno di toglierci tutto, quando arriveranno a prenderci per fame, se siamo furbi adesso potrebbero trovare una brutta sorpresa. Perché? Perché abbiamo già cominciato, ma non abbiamo cominciato con i loro sistemi, abbiamo cominciato con i nostri, per cui non abbiamo bisogno di acqua, per cui non abbiamo bisogno di fertilizzanti, per cui non abbiamo bisogno di tante cose. E così è per tutto quello che riguarda, diciamo, quello che serve all'umanità. Questo è un nuovo modo di creare, aspettando magari che arrivi, però non sto qua ferma, faccio intanto, pedalo.
Comunque, per quanto riguarda ottobre, so che è il dilemma di molti, che cosa accadrà ad ottobre, no? Io dico questo, dico che loro non hanno più la forza economica per inscenare un'altra pandemia mondiale, non ce l'hanno più questa forza economica. Hanno però la forza psicologica, dipende se riusciranno ancora a controllare i media magari, di, che ne so, magari indurre la quarta, quinta dose per la serie potrebbero fare un po' di scena, però la pandemia globale, quella che è stata fatta adesso con Fauci, che ha dato tutte le linee guida a tutte le nazioni, quella è dura da tornare, perché ecco perché io sono ottimista di base, perché so il futuro qual è, ma sono anche già adesso relativamente ottimista per il breve periodo, perché credo che non siano più così potenti come ci vogliono far pensare attraverso i loro media. Loro vogliono veramente farci pensare di essere onnipotenti, e più pensiamo che loro siano onnipotenti, più diventiamo deboli noi. E qua torno a quello che ha detto lei, organizzarsi. Fin quando non c'è questo nuovo mondo, bisogna far di tutto per organizzarsi e per sopravvivere, perché questi sono... No. Grazie a tutti.